Attualmente è una costruzione decisamente fatiscente, però presto cambierà assolutamente volto. Una nuova residenza universitaria in Viale La Playa, oltre 25 milioni di euro e centinaia di posti letto. Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, finalmente. Per noi sì, finalmente era un progetto che era fermo da anni, è stato sbloccato negli ultimi anni con alcune difficoltà amministrative che hanno rallentato il progetto del campus universitario. Siamo in attesa entro l'anno di vedere la partenza dei lavori per dare una risposta alla popolazione studentesca universitaria fuori sede che ha bisogno di case dello studente nuove e oltretutto in questo caso è anche una riqualificazione importante di una zona della città tra le ferrovie e il porto, che è la più grande estensione di area ancora da ripensare, rivedere e riqualificare inserita nel contesto urbano. Ecco, sindaco Zedda, lei dice e pone l'accento sulla questione degli alloggi per gli universitari. Qui saranno previsti 240 posti letto, non sono tantissimi in tutta onestà. Questo è il primo lotto. Il primo lotto, ovviamente si aggiungono questi agli spazi per residenze già disponibili, è il primo lotto. Il secondo lotto raddoppierà questo numero di posti letto a disposizione degli studenti universitari. Non sono ovviamente questi 250 che riguardano il primo lotto sufficienti e quindi si andrà avanti con ulteriori progetti per quanto riguarda le residenze per gli universitari. Nel progetto ricordiamo un parcheggio interrato su 2 piani e poi un'area ben servita al pubblico locale e soprattutto dalla pista ciclabile anche, quindi Cagliari è città sempre più smart anche per gli universitari. Beh, indubbiamente è inserito il progetto del campus in un luogo importante dal punto di vista dei trasporti, questo anche per consentire agli studenti di poter raggiungere i luoghi di studio e anche di tornare nelle case, nelle abitazioni, nei paesi e nelle città di provenienza comodamente. Questo è un altro elemento fondamentale di questo campus universitario.